Sono impressionanti le immagini che in pochi minuti si sono diffuse via social e che mostrano una tromba marina avvicinarsi alle rive di Albarella, Rosolina, nel Rodigino. Erano circa le 11 del mattino, la spiaggia quasi vuota a causa del meteo incerto. Alcuni bagnanti hanno visto crearsi in breve tempo il tornado d'acqua. Questa mattina abbiamo registrato la formazione di ben due trombe marine proprio nel spazio di mare antistante la costa di Rosolina Mare. Sicuramente una curiosità da parte dei turisti, tanti video, ma anche tanta preoccupazione perché fortunatamente la traiettoria, e poi si sono anche disciolti in mare, non ha provocato danni, non sono risalite insomma sulla terraferma. La tromba marina si è formata da un cumulo nembo che era sopra il mare. Fortunatamente non ha toccato terra, dove avrebbe sicuramente creato molti danni. Rosolina che non è stata risparmiata dal maltempo nemmeno nel primo pomeriggio, dove la grandine è scesa anche in spiaggia.